12 novembre 2022. Per i turisti che oggi vediamo qui passeggiare in piazza San Marco è un giorno come un altro, ma per i veneziani oggi ricorre l'anniversario di un evento che ha sconvolto profondamente la città. Quella notte la marea raggiunse i 187 centimetri. In piazza San Marco c'erano le onde, sembrava non esserci fine. Questa sera l'acqua della laguna tocca a quella del mare. Disastro. Incredibile. Con la stessa velocità con cui è salita, la marea è scesa, ma quelle ore sono state sufficienti per distruggere la città. I veneziani però si sono rimboccati le mani da subito e quasi improvvisamente il resto del paese si è reso conto della fragilità di Venezia. Un grande lavoro corale di una città che non si è mai piegata su se stessa, che ha saputo reagire e ha dato un messaggio, credo, anche un insegnamento forte al mondo. Di lì a poco ha finalmente iniziato a funzionare il Mose. Successivamente sono state create le barriere per proteggere la Basilica di San Marco e quasi tutti i rimborsi erogati. Abbiamo messo in moto una macchina veloce e complessa, presa poi a modello anche dalla Protezione Civile Nazionale, per rimborsare in maniera informatica e veloce le famiglie e le imprese, sempre per quelle soglie dei 5.000 e dei 20.000. Quindi il Comune ha voluto non rinviare a Roma la responsabilità, ma assumersi anche il rischio poi di dover dare risposte ai veneziani in tempi velocissimi, cosa che è successa. Resta però un po' l'amaro in bocca, perché una parte di questi rimborsi, quelli che sono rimasti in capo alla macchina statale come competenza, quindi sopra i 5.000 per i privati e sopra i 20.000 euro per le imprese, è tuttora in attesa di riscontro. Devono ancora essere finanziati 30 milioni per dare risposta a queste persone. L'appello che facciamo da qui, da oggi, da questo anniversario, è che il governo stanzi le risorse restanti per dare una risposta alle famiglie e alle imprese che ancora non hanno avuto i risarcimenti, perché è un peccato. Per non dimenticare, domani sera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il documentario L'Apocalisse di Venezia, con le immagini di quella notte e dei giorni seguenti.